Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Fermata dalla polizia la moglie di Marco Gallo, il presunto killer di Gregorio Mezzatesta, il dipendente delle ferrovie della Calabria, ucciso a Catanzaro il 24 giugno scorso. Massimo riservo in procura, ma si ipotizza un collegamento tra il delitto Mezzatesta e l'omicidio di Francesco Berlingeri, ucciso a San Biase davanti al suo negozio di frutta e verdura il 19 gennaio scorso. Sentiamo. 19 gennaio 2017 Francesco Berlingeri viene assassinato davanti al suo negozio di frutta e verdura a San Biase in via Fiume. In quell'occasione rimane ferito anche il nipote dell'uomo, un bimbo di 8 anni. 5 mesi più tardi, il 24 giugno a Catanzaro, nei pressi della stazione, l'agguato costato la vita a Gregorio Mezzatesta, dipendente delle ferrovie della Calabria, ucciso mentre stava andando al lavoro. Stessa mano per i 2 omicidi? Probabile. Per il delitto Mezzatesta, lo ricordiamo, viene arrestato un mese dopo il plateale fatto di sangue il presunto killer Marco Gallo, 32 anni, un insospettabile incensurato. Adesso anche sua moglie è stata posta in stato di fermo perché in procura vige il massimo riservo. Poche le notizie fino ad ora trapelate, si ipotizza un coinvolgimento della donna nel delitto Berlingeri. La polizia ha effettuato nuove perquisizioni nell'abitazione di Marco Gallo, si cercano ulteriori indizi ed elementi per capire il movente del delitto Mezzatesta e i possibili legami con l'omicidio di Berlingeri. Stesse modalità per i 2 agguati. In entrambi i casi il killer, dopo aver portato a termine la sua missione di morte, si è allontanato a bordo di una moto. Il presunto sicario del delitto Mezzatesta poi è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripercorso il tragitto che da Tirolo lo ha portato a Catanzaro, in via Milano, dove è stato commesso l'omicidio, per poi riprenderlo mentre ritorna alla base, un magazzino alla Lamezia. Un intoppo però, la moto che si spegne lo costringe a scendere e a togliersi il casco e così il 32enne viene ripreso dalle telecamere presenti nella zona, elementi che hanno poi portato all'arresto di Marco Gallo il 31 luglio, a meno di un mese dall'omicidio Mezzatesta, un delitto compiuto probabilmente su commissione. Ma qual è il legame con l'omicidio avvenuto 5 mesi prima a San Biase e quale ruolo avrebbe avuto la moglie del presunto killer? Domande alle quali gli inquirenti cercano di dare una risposta. Le indagini proseguono. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.